Bene, eccoci tornati in studio, ultima parte di TV7 Match che come si diceva dedichiamo al fenomeno Amazon, al fenomeno dell'e-commerce e che dedichiamo anche a quelli che sono gli effetti soprattutto sulla nostra economia. Ermanno, è un'economia che sta cambiando. In che senso? Sta cambiando il modello economico che conosciamo fino ad oggi, si sta modificando. La presenza di questi colossi dell'e-commerce, ma non solo dell'e-commerce, in internet, sta modificando il nostro modo di vivere anche, no? Allora, le nuove tecnologie stanno cambiando quello che è il nostro modello di vita, non solo nella comunicazione, ma attraverso la comunicazione tutte le altre attività che sono le attività produttive, quindi industriali. Abbiamo visto anche in questo periodo di Covid l'insegnamento che si è tentato di farlo passare attraverso una linea dedicata agli studenti, ma non ci siamo riusciti perché a nessuno interessava sviluppare questo tipo di attività né adeguare a un modello nuovo tecnologico, diciamo, l'insegnamento e quindi la didattica. Però invece qualcuno che è molto interessato, a differenza invece dell'organismo didattico italiano e mondiale, qualcuno che è molto interessato a far soldi, è riuscito a mettere insieme delle nuove tecnologie per poter fornire prodotti naturalmente ai soliti cittadini e non più attraverso i negozi ma direttamente portandoli a casa. Questo agevola molto, la possibilità di scegliere avviene attraverso la rete, quindi io posso vedere il prodotto, stabilire, confrontare il prezzo, la qualità e tutto il resto e poi scegliere e nel giro di 24-48 ore, massimo una settimana se è un prodotto particolarmente complesso, posso averlo a casa. E quindi questo mi agevola molto, il mio potere decisionale apparentemente viene migliorato nel momento in cui scelgo, ma poi se vogliamo vedere il fenomeno nel suo insieme diventa estremamente complesso e addirittura diventa una sorta di suicidio sia per l'economia, sia nell'economia globale, sia nell'economia singola del territorio, delle città, eccetera, perché è una concorrenza che va a eliminare il piccolo medio commerciante. E su questo dobbiamo parlare, perché diciamo, le nostre scelte in questo momento che vanno verso l'acquisto della rete, in realtà è una sorta di dissanguamento di quella che è l'economia locale, e l'economia locale è quella su cui si basa poi l'economia nazionale e l'economia europea e poi quella mondiale. Quindi stiamo invertendo l'ordine dei fattori, ma il prodotto cambia perché non è una moltiplicazione, questa è una sottrazione e quindi cambia completamente quello che è l'effetto che provocherà nelle nostre tasche in breve futuro, ma in lungo futuro riproporrà un modello economico totalmente diverso che noi non riusciamo ancora a percepire e quindi non riusciamo nemmeno a capire che vantaggio ci porta realmente questo modello economico oppure se ci crea delle difficoltà che poi la politica non riuscirà a gestire, perché democrazia è ridistribuzione delle ricchezze in maniera equa. Se questo avviene invece, come vedremo durante la trasmissione, un accumulo delle ricerche soltanto in una certa direzione, solo su alcuni diciamo gruppi di finanziari, allora questo diventa una sorta di impero medievale e dovremo pagare le conseguenze. Certo. Con noi ci sono dei nostri invitati a discutere su questo argomento e spero che ci aprano delle strade per capire il fenomeno e vedere se ci sono delle soluzioni o se la famosa politica che ogni volta tiriamo fuori riesce a capire che il suicidio di un paese può avvenire proprio attraverso la rete. Abbiamo con noi? Certo, li presento subito. Abbiamo con noi in studio il professor Alberto Lanzavecchia. Buonasera professor Lanzavecchia, grazie di essere qua. Grazie. Allora, lei è docente di finanza aziendale e finanza strategica all'Università di Padova. E saluto in collegamento Alberto De Franceschi. Buonasera De Franceschi.
Buonasera a lei, dottor Ermanno, buonasera anche all'ospite dello studio. Buonasera De Franceschi, per i nostri telespettatori è un tributarista e si occupa appunto anche lui di economia. E allora ci interroghiamo un po' su quello che sta accadendo e su quelli che sono i cambiamenti a cui potremo andare incontro, e alcuni fenomeni ovviamente li stiamo già vedendo. Allora io direi che potremmo partire subito con un contributo, un primo contributo dove come dire, parliamo un po' di Amazon, ma Amazon assieme agli altri, diciamo, agli altri grandi operatori della rete che sono un po' come un virus per l'economia. Vediamo. Nata negli Stati Uniti nel 1994, Amazon, che all'epoca aveva un altro nome, riuscì a vendere il suo primo libro solo un anno dopo. Da quel momento però, per la società fondata da Jeff Bezos, è stato un crescendo continuo. La sede è a Seattle, nello stato di Washington. Tra le prime aziende a proporre l'e-commerce, Amazon si è diffusa in tutto il mondo. Oggi il suo valore di mercato è stimato in 460.000 miliardi di dollari ed è la quarta azienda più grande, in mezzo tra Microsoft e Facebook, oggi Meta. La base clienti di Amazon si è sviluppata nel decennio dal 2000 al 2010, raggiungendo 30 milioni di persone. I suoi guadagni provengono dall'addebito di una percentuale del prezzo di vendita di ogni articolo inserito e offerto nel suo sito web. Nel 2021 ha registrato numeri da record grazie anche alla pandemia Covid. Gli utili sono raddoppiati nell'ultimo trimestre 2021, toccando quota 14,32 miliardi di dollari. I ricavi invece sono saliti a 137,41 miliardi di dollari, segnando un più 9%. L'azienda ha chiuso così il quinto trimestre consecutivo con un fatturato superiore ai 100 miliardi di dollari. Un trend che, secondo le stime, si ripeterà anche nei primi mesi del 2022, con ricavi tra i 112 e i 117 miliardi di dollari. Gli affari per Amazon sono andati bene anche in Italia, dove è presente ormai da 11 anni. Nel 2021 sono stati creati 3.000 nuovi posti di lavoro, portando a circa 12.500 le persone assunte a tempo indeterminato, diventando la società che ha creato più posti di lavoro. Gli investimenti da quando Amazon è sbarcata in Italia sono stati pari a 8,7 miliardi di euro. I posti di lavoro creati nell'indotto sono attorno alle 85.000 unità. Sono state realizzate più di 5 sedi, con l'apertura di centri di distribuzione a Novara, a Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, e del centro di smistamento di Spilamberto, nel Modenese. La pandemia ha rappresentato una vera occasione per i 10 uomini più ricchi del mondo che hanno visto raddoppiare i loro patrimoni. Jeff Bezos, padrone di Amazon, ha visto il patrimonio crescere di 81,5 miliardi di dollari, una cifra pari al costo completo della vaccinazione, 2 dosi più il richiamo per l'intera popolazione mondiale. Ma non è tutto oro quel che luccica, perché per pochi che si arricchiscono, molti devono essere sfruttati. Le condizioni di lavoro dei dipendenti di Amazon sono sempre più messe sotto accusa. C'è un sovraccarico di lavoro senza un'adeguata retribuzione e le posizioni dei dipendenti positivi al Covid non sono state integrate. Per questo sono stati imposti straordinari obbligatori e turni di lavoro massacranti. È questo il motivo delle tante dimissioni che si sono registrate negli ultimi anni, con un numero crescente di ricambio lavorativo, sintomo delle difficoltà che incontrano i dipendenti. L'Authority ha multato l'azienda per aver abusato della posizione dominante sul mercato per favorire il proprio servizio di logistica. 1 miliardo e 128 milioni la sanzione che Amazon dovrebbe pagare. In aggiunta alla sanzione sono state imposte l'adozione di misure correttive che saranno sottoposte al vaglio di un fiduciario di controllo. Il colosso americano protesta contro la maxi sanzione ritenuta ingiustificata e sproporzionata e ha annunciato il ricorso. Ma senza dubbio Amazon e gli altri colossi dell'e-commerce globale hanno una posizione dominante, quasi un monopolio, e stanno così affossando il piccolo commercio, ma anche la media e la grande distribuzione, che faticano a reggere una concorrenza ormai spietata.
Se si aggiungono la pandemia e il caro delle materie prime, la moria delle attività commerciali di vicinato è destinata ad assumere dimensioni sempre più preoccupanti. È un sistema economico che cambia, ma dove ci sta portando? Se molte aziende e negozi chiuderanno, i loro dipendenti che resteranno a casa e i piccoli imprenditori che non troveranno più la loro attività, che cosa faranno? Troveranno lavoro nei magazzini di Amazon? Ma se sempre più lavoratori non guadagneranno uno stipendio, chi comprerà i prodotti in vendita su Amazon? Bene, ecco, e allora abbiamo fatto un quadro un po' di quella che è la presenza, quella che è stata la presenza di Amazon ormai da più di 10 anni in Italia, ma anche di quelli che sono i problemi lavorativi dei dipendenti chiaramente, ma anche quelli ovviamente di questa posizione dominante. Quindi c'è una sorta di, come dire, non proprio di monopolio, ma quasi, e quindi una difficoltà oggettiva per i piccoli per reggere una concorrenza che è insostenibile, professor De Franceschi. Sì, l'ottimo servizio ha messo a luce un po' tutte le luci e ombre del fenomeno Amazon. Per arrivare al dettaglio, però aggiungerei altre due dimensioni, se mi posso permettere, a quell'ottimo servizio. È una dimensione molto alta che non è stata accennata, è il tema dell'illusione fiscale attuata sistematicamente dagli operatori dell'e-commerce. Però lo affronteremo successivamente. No, allora stiamo sul pezzo perché sennò poi la gente non capisce. Sì, però se no sembra che il problema sia solo del piccolo. In realtà il problema di tutti noi, non è solo il negozio che chiude. No, ma la trasmissione durerà ore. Ma io non sono un fiscalista, però secondo me bisogna dire che non è un problema solo del negozio piccolo che chiude, è un problema di tutti noi, anche di chi come me va sistematicamente ai negozi piccoli, ma io come qualsiasi cittadino italiano siamo vittima di un'evasione sistematica, tra le altre effetti anche questo, di cui evidentemente ne parlerete. Quindi non vi accenno al secondo tema che secondo me si poteva aggiungere, ma ci rimarrà in... Il tema c'è. Adesso affrontiamo questa prima parte, per carità, e la approfondiamo, se no bruciamo la seconda. Assolutamente, io non sono un esperto di TV, per cui imparo da voi. La dimensione che mi avete chiesto è quindi se il grande distrugge il piccolo è certa, e questo è una conseguenza di una battaglia impari di fatto nell'uso del capitale. Mentre il singolo negoziante basa la propria attività sul lavoro, la dimensione di capitale del piccolo negozio è limitata al magazzino e a poche tecnologia del punto vendita. Amazon all'opposto ha dalla sua, l'avete sentito nei numeri, una dotazione di capitale infinita, ha più disponibilità di liquidità Amazon dello stesso governo che di una repubblica come la nostra. Quindi quello che è in gioco è una disparità di forze nelle quali il singolo negoziante non ha altra strada che non la chiusura. Nemmeno se si federassero tutti potrebbero competere con le dimensioni economiche che è in gioco Amazon. E quindi è lecito domandarsi, bene, posto che Amazon spingerà fuori dal mercato i piccoli negozianti, che cosa ne sarà dopo di quel vuoto lasciato dal negoziante? È un'economia che verrà basata solo su ciò che Amazon ad oggi non può ancora vendere, sono i servizi. E quindi ci dovremmo immaginare un commercio svuotato, cioè dei negozi di prossimità delle nostre città svuotate dal commercio di beni, e forse, ma rimane un punto interrogativo, rimpiazzato da attività di servizio. Pensate ai centri di benessere, per servizi alla persona, servizi alle imprese, servizi. Questo è un primo effetto di lungo termine che ci troveremo, quindi anche diversa configurazione urbanistica dei centri, delle città,
posto che la battaglia è pressoché già decisa. Non credo ci sia molto a discutere se possono sopravvivere i piccoli commercianti se vendono gli stessi prodotti che vengono venduti su Amazon. Certo. Una strategia di differenziazione è l'unica possibile. Lei presume che ci sia un'altra via per poter evitare questa ecatombe di commercianti locali? Non vendere ciò che si vende su Amazon è l'unica, perché andare contro Amazon è già perso in partenza. Ma non ci può essere un altro sistema di distribuzione dei prodotti? Ci può essere una logica di alleanza, cioè col nemico. Non so se avete notato quanti punti si sono trasformati in punti di riconsegna di prodotti Amazon, quindi dei luoghi nelle quali l'acquisto è già stato effettuato dal cliente e anziché, per comodità evidentemente logistica del cliente, far riconsegnare il pacchetto a casa, si preferisce ritirare in un pick-up. In quel momento quindi c'è una potenzialità da sfruttare, quindi un modello alternativo è quello di vendere qualcosa al cliente in quel momento, qualcosa che ahimè il commerciante non sa perché il contenuto di quel pacchetto gli è ignoto, però è l'unica strada possibile, quella provare un effetto di attirare, un effetto, dico carta moschicida, ma insomma attirare il cliente presso il proprio punto vendita e magari abbinare una vendita di altri prodotti. Diversamente ritorno nella mia convinzione che il singolo non può far nulla contro il gigante. No, certamente non è che una formica può demolire un elefante, però se tante formiche si mettono insieme sanno anche farlo. E allora abbiamo degli esempi però. Nell'economia italiana abbiamo avuto e abbiamo tuttora degli esempi, per esempio nel consorzio che fanno nel mondo turistico, per esempio dell'Emilia, dove tutti i ristoranti e diciamo gli alberghi acquistano tutti insieme a livello cooperativo tutte le necessità che hanno, quindi alimentari piuttosto che di altro genere. Non solo, ma già in questo fanno peso sul mercato perché comprando tutti assieme possono determinare un prezzo che è sicuramente molto più basso che se ciascuno di loro andasse ad acquistarlo. Io ho fatto un'inchiesta anni fa sulla Lega delle Cooperative dell'Emilia Romagna e loro, per esempio, per l'approvvigionamento dei generi alimentari e in particolare della carne, avevano creato dei punti di allevamento nei paesi dell'est, perché parliamo degli anni 70-80, dove già producevano loro direttamente l'alimento e poi successivamente lo importavano e già con il mercato dell'anno precedente potevano stabilire con una certa approssimazione l'eventuale mercato dell'anno successivo. Facendo così, pur restando i singoli commercianti e i singoli imprenditori di alberghi piuttosto che di ristoranti indipendenti, ma tutti collegati insieme, si approvvigionavano insieme e insieme fornivano il servizio uno con l'altro. Questa aggregazione che non è mai stata sviluppata, se non in alcune zone dell'Italia, per esempio nella pesca, esiste un'altra organizzazione di questo tipo. Questo potrebbe essere un sistema da proporre ai commercianti perché si unissero e quindi il prodotto lo andassero a ritirare, oppure lo stesso commerciante può utilizzare il sistema Amazon. Non è che il commerciante è vietato portare a casa il prodotto, lo può fare perché esattamente come lo fa Amazon, solo che io ho un cliente diretto e soprattutto questo ricade anche nel problema delle aziende che producono, perché Amazon, avendo un mercato mondiale, può attingere ad alcune aziende e non ad altre e quindi creare una produzione industriale sbilanciata in Europa e in Italia. Queste sono le problematiche fondamentali. Allora, professor Franceschi, mi vuole
indirizzare in questo senso? È possibile fare? È realistico farlo? Dobbiamo cambiare il sistema e anche la mentalità dei commercianti? Allora, intanto non sono un professore e saluto il professore che invece è lì in studio da voi, che ha fatto alcune riflessioni che condivido, altre un po' meno. E lei ha detto bene, dottor Ermanno, perché la posizione dominante è una delle cose che bisogna che analizziamo molto attentamente, cioè possiamo trovare delle soluzioni, le quali però quando parliamo della posizione dominante che ha Amazon in questo momento facciamo fatica poi a fargli, tra virgolette, battaglia, perché comunque ha in mano una serie di soluzioni e un capitale che gli permette veramente di fare tante cose. È entrata non solo nel settore del commercio, ma ricordiamoci che è dentro anche Amazon Prime, è entrato anche nel settore della multimedialità e sta entrando anche nel settore dei servizi. Lo dico perché il professore prima diceva ma forse non riesce nei servizi. No, sta entrando anche lì, perché se va in America troverà alcuni centri nei quali Amazon distribuisce il prodotto fisico e quindi anche lì coloro che in questo momento stanno facendo il pick up, la raccolta, non so quanto dureranno, perché l'idea della struttura è quella di creare dei luoghi dove tu vai a ricevere i prodotti con una certa celerità e in quei luoghi erogare anche i famosi servizi di cui stiamo parlando. Quindi assolutamente il problema principale è la posizione dominante, cioè non può un unico soggetto avere in un territorio mondiale, e noi parliamo per l'Italia, penso che ci guardiamo a casa nostra, un potere così grande, un potere che è quello che grazie anche alle ristrettezze del Covid gli abbiamo amplificato, perché in questi 2 anni sono stati agevolati da questa cosa qui. Ritornandoci, e poi vedremo il discorso che aveva accennato anche il professore di elusione e quant'altro, che fa parte dell'altra parte della programmazione. Però ha ragione, una delle soluzioni potrebbe essere creare il consorzio di filiere, quindi cominciare a mettere dei paletti per cui gli utenti alcuni prodotti o alcune situazioni li trovano solo in determinati canali. A me sa, dottor Ermanno, che piace moltissimo Brunello Cucinelli, lo trovo un imprenditore che ha una sua coscienza a livello imprenditoriale e anche una sua visione illuminante. Io non vedo i prodotti di Cucinelli nella piattaforma Amazon, cioè lui non vende ad Amazon, e questa è una cosa che dovrebbe essere di esempio. Nonostante non vende ad Amazon, la sua azienda fa diciamo evoluzioni economiche importanti. Lo dico non tanto per i piccoli ma anche per i big, i quali devono anche capire che a un certo punto, interfacciandosi con questo grande partner a livello mondiale, poi sono nelle mani del partner nella distribuzione dei loro prodotti. E qua faccio un piccolo esempio, ce li ricordiamo tutti, vero? I centri commerciali, la grande distribuzione organizzata, la GDO famosa. Prova a vendere un prodotto in GDO, oltre a vendere il prodotto, loro non vogliono solo gli sconti, ma vogliono anche i soldi per fare la promozione all'interno del proprio centro dei tuoi prodotti, e quindi i fornitori vengono penalizzati ancora una volta di più. Quindi anche per i grandi, entrare in grandi distribuzioni o entrare in queste posizioni dominanti non è il massimo della vita, perché a lungo andare verranno anche loro penalizzati. Per cui la via, dottor Ermanno, che proponeva di fare il consorzio di filiera, di creare delle situazioni dove ci sia la tutela di determinate cose, sarebbe una cosa buona e giusta da parte del nostro legislatore, perché le persone si possono mettere assieme, però anche il legislatore, che vede che dovrebbe aver visto, ma pare non se ne accorga, la posizione dominante di questo soggetto e anche di altri, dovrebbe un attimino cercare di creare dei binari sui quali poter correre. Altro aspetto su Amazon. Allora, Amazon ha una piattaforma che è importante. Allora, o ci scorniamo direttamente, andiamo là e gli facciamo battaglia dura e sanguinosa, non so se sia intelligente, o bisogna cominciare a parlare e a mettere e intavolare qualche tipo di ragionamento che possa creare delle sinergie e non lasciare sul tappeto nessuno. C'è un problema che è venuto fuori, e secondo me anche un altro problema, che è quello dopo la posizione dominante, lo sfruttamento delle persone che operano con questo soggetto, perché ovviamente
Cioè io ho presente i centri di distribuzione di Amazon, di servizi li abbiamo visti tutti per i telegiornali e non solo, cioè bisogna anche capire che per dare la rapidità, per dare la celerità, e vediamo anche questi poveri vettori che arrivano di sabato, di domenica fino alle 9 di sera e girano il territorio, cioè voglio dire, ma hanno dei giri da fare, delle quantità da consegnare ogni giorno, che io mi farei delle domande se è umano. C'è gente, e mi scuso per magari il fastidioso rapporto che vi faccio, gira con la bottiglietta d'acqua vuota con il furgoncino perché non ha neanche il tempo di andare ai servizi igienici. Ecco, cioè rendiamoci conto che la realtà del tessuto è anche questa, bisogna che rientriamo, ci sono le norme. Certo che ci sono le norme sulle pause, ci sono tutto quanto, ma alla fine avere un sacco di norme e avere nessuno che controlla, cioè andiamo da nessuna parte, no? Cioè è inutile che entriamo nei grandi centri di Amazon che sono risorse per il territorio. Qui in Veneto ne hanno aperte uno a Marcona vicino, e adesso mi pare che a Rovigo stanno progettando le altre aree, però è inutile andare lì e vedere le tecnologie, i robot, tutte queste cose che ci mettono dentro un po' per distrarci. Bisogna anche andare a vedere le condizioni di lavoro, i tempi e metodi che vengono generati in maniera molto molto precisa, perché l'informatica su queste cose qua è molto alienante, cioè ti dice quante cose devi fare in quanto tempo. E poi chi decide i tempi e i metodi? Cioè chi decide quant'è umanamente sopportabile oppure quant'è economicamente auspicabile? Perché è l'altro aspetto che secondo me su questo comparto bisognerebbe meditarci e rifletterci sopra. Certo. Ultima cosa, il giro del denaro che circola su sta roba qui. Di perché questo il giro del denaro che circola il problema tra un attimo. Allora, parliamo di inquinamento. Altro discorso importante, ha ragione, perché muovere tutti sti camioncini, sti furgoncini non è solo un inquinamento di CO2, ma pensiamo agli imballaggi che sono aumentati, perché ovviamente Amazon, per normative di gestione eccetera, per portarci una scatoletta così ci sono 2 imballaggi di cartone, per carità riciclabile eccetera, ma c'è tutta un'evoluzione di ulteriori, diciamo, smaltimenti e ulteriore inquinamento, tra virgolette, magari anche fatto con prodotti riciclabili, che si abbina sopra. Volevo fare anche un esempio prima che mi dimentico, sempre sul piccolo commerciante. Uno, per fare un esempio a chi è a casa che capisce il dramma, è che se tu compri un bene ad Amazon, faccio un esempio che mi è successo personalmente, e non ti va bene e lo vuoi restituire, lo puoi fare. Tante volte non vogliono neanche il bene, perché la potenza economica di questo colosso ti dice che se quel valore economico di quel bene è talmente significante che muovere un mezzo non gli conviene, ti lascia il bene gratuitamente e te lo tieni e chiude la partita rimborsandoti l'importo. Quando mai un piccolo commerciante può arrivare a questo? Quando mai un piccolo commerciante può permettersi di consegnare dal lunedì alla domenica fino alle 9 di sera in ciclo attivo? Cioè veramente, e soprattutto nelle nostre strade quanti furgoncini si sono moltiplicati in questo periodo, e questi furgoncini sono tutti a norma, per ritornare sull'aspetto ambientale, diciamo, di legalità e di inquinamento, ecco, giusto per ritornare a quello che aveva proposto lei come iniziale. Cioè i temi sono veramente tanti. Certo. Allora adesso andiamo incontro nella seconda parte, così il professore si può, diciamo, allargare in un discorso che è quello economico, che abbiamo interrotto prima per una questione proprio di scaletta della trasmissione, e quindi vediamo Amazon acrobati fiscali. Cosa vuol dire? Vuol dire che Amazon riesce a tenere dei prezzi e riesce a manovrare proprio perché sostanzialmente, chiamiamolo, è un elusore fiscale o è un evasore fiscale. Siccome in questo settore le regole sono ancora tutte da inventare, diciamo che Amazon, così come molti altri commercianti che lavorano in questo senso, ne approfittano. Vediamo il contributo numero 2. I colossi del web pagano le tasse? E se sì, dove le pagano? Amazon e gli altri big, con il crescere degli affari, negli anni si sono trasformati in dei veri acrobati fiscali. Nel 2020 Amazon Europa ha avuto ricavi per 44 miliardi di euro, 12 in più rispetto all'anno precedente, ma non ha pagato un euro di tasse.
Amazon Europa ha sede fiscale in Lussemburgo. In Europa perdite per 1 miliardo e 200 milioni di euro. Così nemmeno un euro di tasse da pagare. Viceversa ha maturato un credito d'imposta di 56 milioni di euro che ha portato a 2 miliardi e 700 milioni il bonus fiscale che il gruppo potrà sfruttare nel momento in cui dovesse riuscire a guadagnare qualcosa in Europa. Ma è possibile e credibile che una delle più floride aziende del mondo, che vale in borsa quanto il prodotto interno lordo dell'Italia, non riesca a guadagnare in Europa neppure un centesimo? Sono troppo generoso? Non è tanto che in Europa non si facciano profitti, la verità è che questi profitti vengono rapidamente allontanati per finire in paradisi fiscali dove la tassazione è irrisoria. Un'operazione semplice per queste realtà che hanno sedi in tutto il mondo, compravendite fittizie tra le filiali dei vari paesi e i guadagni vengono sottratti da dove si realizzano e finiscono dove più conviene. Grazie a queste tecniche Amazon, Facebook, Google, impegnati ad attuarla entro il 2023, la tassa avrà un'aliquota minima del 15% sugli utili delle multinazionali e, secondo uno studio indipendente, dovrebbe generare almeno 60 miliardi di dollari di introiti l'anno solo per gli Stati Uniti. Pur sembrando una soluzione, in realtà si legalizza la mafia del commercio online. Dopo l'approvazione al G20, l'accordo dovrà essere trasformato in legge nei vari paesi con l'obiettivo di implementarla nel 2023. Per far sì che l'accordo sia valido, però, la tassa del 15% dovrà essere applicata da ciascun paese che ha sottoscritto la proposta. L'obiettivo è rendere inutile lo spostamento delle attività in altri paesi. Le aziende dovrebbero pagare almeno il 15% indipendentemente da dove si trovino. Funzionerà? Tutti i paesi la approveranno, la metteranno in pratica? La speranza è l'ultima a morire, ma l'impressione è che ancora una volta l'elefante abbia partorito un topolino, perché dalla Global Tax sarebbero esclusi settori produttivi importantissimi come quello estrattivo, il petrolifero, quello dei trasporti marittimi e parte anche dei servizi finanziari. Insomma, il sistema ricco corrompe per proteggere se stesso e Ecco, professore, a lei la parola. Approfondisca bene e faccia capire ai telespettatori il rischio che stiamo correndo. Sì, grazie per questa seconda parte che mi scuso non avevo considerato. Il tema è cruciale perché oggi stiamo parlando di Amazon, ma l'evasione fiscale riguarda qualsiasi impresa che voglia sfruttare quelli che avete chiamato giustamente i paradisi fiscali, che ne abbiamo all'interno dell'Unione Europea, cioè non sono solo le isolette in amene località balneari dei Caraibi, ma sono Malta, è l'Irlanda, è l'Olanda, è il Lussemburgo, sono stati, hanno l'euro, non è solo Europa, è euro. Quindi non serve appunto cercare legislazioni anche un po' così nate apposta per consentire il trasferimento di ricchezza in maniera illegale. E quindi ce l'abbiamo strutturalmente dentro. Quindi è anche difficile portare avanti un discorso di tassazione europea, perché in parte col meccanismo del veto, in parte col meccanismo, ahimè, della politica, che bisogna metterci tutti d'accordo, ma già 4 Stati membri gli stiamo dicendo di rinunciare alla loro attività, per la quale in Irlanda o in Lussemburgo ci sono le piazze finanziarie, piuttosto che le holding di partecipazioni industriali sono in Olanda. Quindi primo problema è il nemico ce l'abbiamo in casa. Perché per avere l'illusione fiscale occorrono degli stati che fanno degli accordi scritti, è un accordo scritto tra Apple e l'Irlanda che ha consentito di pagare lo 0,005% per 10 anni. La Commissione europea l'ha impugnato e poi ha perso in prima battuta, per cui la Apple l'ha impugnata e per adesso si ritrova perdente la Commissione europea, perché era legittima, era tutto formale. Quindi il nemico, uno, ce l'abbiamo in casa. 2... Mi scusi, ma come ha perso? Vuol dire che in Europa non ci sono regole che gestiscono questa cosa. Esatto. Cosa ci stanno a fare i politici?
Avete messo bene a fuoco la questione, cioè è innegabile che il potere anche di acquisto di avvocati, di lobby, di società che hanno potere di spesa ma molto superiore al nostro governo, hanno un'influenza notevole non solo nei mercati, la dimensione che abbiamo visto nella prima parte, no? Questo abuso di posizione dominante nel mercato, nella forza lavoro, i furgoni per chi lavora per Amazon o per qualche altra azienda, beh, il più forte è Amazon, ma questo abuso di posizione dominante c'è anche nella politica. Non pensiamo che i nostri politici siano impermeabili alle pressioni di questi giganti di cosa intende finanziarie. Per pressione? Beh, le lobby sono registrate a Bruxelles. Cioè sì, la lobby non spiega poco. Girano miliardi per corrompere i politici. Allora, il politico, per quanto sia un eroe, naturalmente finisce per o soccombere o accettare l'offerta, perché poi queste multinazionali hanno la forza di muovere delle lobby che alla fine vanno ad uccidere i partiti, i singoli esponenti della politica e soprattutto vanno a inquinare il mercato. Prego. Certo, infatti quando cominciamo a mettere in fila questi tasselli capiamo come in realtà la politica, oggi parliamo di Amazon ma potremmo parlare dei mercati, la politica non è più un luogo in cui si disegnano i fini, un progetto politico intende anche che tipo di società abbiamo in mente, che tipo di servizi, che tipo di welfare. Tutto questo diventa in realtà il subordinato alle regole del mercato, subordinato ai poteri più forti della politica. Quindi la politica diventa il regno dei mezzi, cioè quando ormai bisogna ridurre lo spread, provare a rimuovere condizioni del mercato del lavoro, del mercato dei beni. Quindi la politica è al servizio dell'economia e non viceversa. Ma questa non si può considerare concorrenza sleale e quindi diciamo impugnarla di fronte a un tribunale anche internazionale, perché se io non pago le tasse e gioco sul guadagno che io come evasore fiscale, questa è concorrenza sleale. Questo è l'argomento principale della Commissione europea. Quando la Commissione europea ha chiamato in causa Apple e in primo grado aveva anche vinto, diceva proprio questo, è turbativa del mercato interno all'Europa, perché nel momento in cui all'interno dell'Europa abbiamo un'azienda che paga le sue imposte al 30% e uno allo 0,005 è concorrenza sleale. Fu proprio la concorrenza sleale l'argomento principale, ma poi in appello ecipirono, abbiamo scritto l'accordo, era tutto legale, non abbiamo fatto niente di nascosto. Cioè, è un accordo tra il governo dell'Irlanda e Apple. Quindi diciamo che questa Europa non funziona. Cioè, le buone intenzioni questo aspetto non funziona. Ecco, ma anche questo accordo del G20 è un inganno, perché anche solo tassare gli utili, giustamente avete fatto notare che registra anche delle perdite Amazon nei singoli stati, no? Avete messo a fuoco, per cui volete tassare il 20% degli utili, fatelo, tanto non ho utili. Come fa a non avere utili? Registra costi interni al gruppo, addebiti tra una società e l'altra affinché l'utile è al minimo, per cui non si deve tassare l'utile, perché queste società addirittura da noi non generano utili. Si deve tornare alla tassa del macinato di Quintino Sella, bisogna tassare i ricavi, è l'unica. Ma forse diciamo che questi collegamenti tra società interne, Amazon, Uno, Apple, eccetera, lo spieghiamo ai telespettatori perché è facile che noi parliamo difficile e ci intendiamo. Vuol dire creare una società fasulla in un'isola dei Caraibi in Irlanda. E questa fattura a Amazon dei costi inesistenti, perché tanto tutti gli utili che farà non saranno soggetti a tasse, di conseguenza questo va a bilanciare secondo gli interessi di Amazon in maniera tale che Amazon addirittura perda. E ci troviamo di fronte a un fenomeno totalmente nuovo, una società che perde miliardi, comunque ammazza il mercato per la concorrenza. Come fa a non fallire?
E allora bisogna che ci siano delle regole, perché a tecnologie nuove ci devono essere leggi nuove, adeguate, che regolino il mercato. Franceschi, a lei l'inghippo. Guardi, allora stavo un po' sorridendo, nel senso che intanto bisogna spiegare, secondo me, a chi è a casa, che evasione e delusione sono due cose diverse. L'elusione, che noi stiamo parlando questa sera, significa tramite sistemi legittimi, cioè che le norme consentono, io non pago le tasse a discapito di altri. Ok? Questo è il concetto. L'evasione è quando io incasso dei soldi e non batto lo scontrino, non faccio le fatture. Ecco, tanto per dare una differenza, perché è importante. Qui questi signori sono così bravi, queste grandi multinazionali, che sfruttano l'elusione, proprio sfruttano le norme esistenti per non pagare le tasse, per cui tu sei in difficoltà. Si è vista la Commissione europea ha detto bene il professore, cioè si è vista la difficoltà di sostenere in grado di giudizio, perché questi sfruttano, sanno perfettamente le norme. Allora, voi avete fatto un esempio, e lì ho sorriso un po' perché voglio darvi uno scoop, se si può essere uno scoop, ma è vecchio anche questo. Ormai non siamo neanche più al giro della fattura per creare la perdita, perché per esempio, e lo dico per chi è a casa, a Malta funziona così: tu costituisci una società maltese, la quale detiene la quota di una società italiana. La società italiana fa un utile anche da 500.000 euro, ci paga le tasse, lo trasferisce a Malta, Malta rimborsa le tasse che hai pagato in Italia perché l'Europa glielo permette, e quindi va a credito in Europa, perché è un accordo con l'Europa che le proprie imprese, per incentivare Malta e diciamo l'attività economica di Malta, possono chiedere il rimborso di imposte pagate all'estero. Siamo già alla fase 2 di questi grandi discorsi. Ecco che effettivamente bisogna ragionare su altre piattaforme. Forse quella dei ricavi può essere una piattaforma che dà, diciamo, un minimo di garanzia, però c'è anche da dire che bisognerebbe che ognuno paga le tasse nello stato dove si trova, e questo sarebbe molto equo, perché anche la tassazione media a livello europeo, in alcuni stati ci sono certe tassazioni più alte del 15%, perché le economie di quello stato hanno delle particolarità tali che la tassazione deve essere maggiore. Però qua io direi una cosa fondamentale che riguarda la giurisprudenza tributaria: è la morte degli OCSE. I trattati OCSE, che era questo strumento che a livello mondiale doveva regolamentare le doppie imposizioni, doveva regolamentare, in questo momento nelle commissioni tributarie si guardano i trattati OCSE, ma sono perfettamente inefficaci e inefficienti. Quindi la Commissione europea, fin tanto che guarda nel suo piccolo sottobosco e non capisce che a livello mondiale esiste il Commonwealth, esistono gli OCSE, sono da riformare il Commonwealth, ed è uno dei motivi, penso, per cui è nata anche la Brexit, e c'è da riformare anche il trattato OCSE, ovvero sia non concedere più agevolazioni o riconoscimenti di reciprocità giuridica sull'assetto tributario se prima non ci sono determinate caratteristiche, altrimenti le posizioni dominanti, Amazon, Google, Apple e chi più ne ha più ne metta, possono permettersi tranquillamente di fare il gioco delle scatole cinesi, come viene detto, da un paese all'altro per andarsi a recuperare le imposte che pagano, perché non basta solo andare in cioè si può anche essere inutili, se poi mi rimborsano le imposte, a quel punto là siamo al punto e a capo. E una cosa in questo momento su cui bisognerà stare molto molto attenti per le posizioni dominanti, come dicevo prima, sono le nuove valute, perché le nuove valute è un altro strumento per andare ad imboscare le tasse e girare finanziariamente questi proventi che sono, a mio avviso, illeciti. Grazie. Allora, vediamo. Ho dato sufficiente materiale. Certo. Vediamo il prossimo contributo. Le tecnologie che ci rendono inutili, cioè ci fanno soffrire.
Innovazione tecnologica e intelligenza artificiale sono ormai onnipresenti nella nostra vita, un vero e proprio tsunami che ci ha investito e di cui conosciamo ancora troppo poco. In 20 anni la nostra esistenza è radicalmente cambiata, ma le sempre maggiori comodità e il benessere dei paesi dal consumo sfrenato hanno presentato il conto, perché stiamo avvelenando irrimediabilmente la nostra casa, il pianeta Terra. Le innovazioni tecnologiche che vedevamo nei film di fantascienza di qualche anno fa ora stanno diventando realtà e si parla di colonizzare la Luna, di mandare l'uomo su Marte. Si può fare evidentemente, ma ci sarà anche qui un prezzo da pagare. Il primo tema è quello economico e dei posti di lavoro. Da anni ci sono previsioni apocalittiche sulla scomparsa di impieghi che verranno sostituiti da robot o da sistemi intelligenti che utilizzano i famosi big data. Bisogna distinguere l'intelligenza artificiale che va a sostituire i lavoratori e quella che aiuta i lavoratori a fare il loro lavoro in maniera più efficiente. Pensiamo nel campo medico alle strumentazioni diagnostiche o per gli interventi chirurgici che sono già in uso, che vanno in aiuto al medico in carne ed ossa che resta comunque necessario e che prende la decisione finale. Diversa è la situazione per i lavori a bassa qualifica, nei quali gli occupati possono essere sostituiti. Oggi le cassiere al supermercato sono sostituite da casse automatiche dove siamo noi a scannerizzare i prodotti, metterli nei sacchetti e a pagare. Al momento c'è ancora del personale, ma è prevedibile che in un futuro non troppo lontano questo venga ridotto al minimo indispensabile. Questo avviene già nei supermercati aperti da Amazon negli Stati Uniti, dove il cliente che ha scaricato l'apposita applicazione sul cellulare riempie in modo autonomo il suo carrello o la sua borsa da uno scaffale intelligente, poi esce dal negozio senza pagare nulla. Il conto gli viene automaticamente addebitato sulla sua carta di pagamento collegata all'account Amazon. Il tutto sotto un attento controllo di una miriade di telecamere che registrano i movimenti del cliente. Oggi Amazon ha già magazzini completamente automatizzati, i veicoli a guida autonoma sono già disponibili e così probabilmente anche i trasporti non avranno più bisogno di autisti. È una rivoluzione che sta mettendo in crisi il mondo del lavoro come lo abbiamo conosciuto negli ultimi decenni. Certo, la cura dei bambini, degli anziani e dei malati sarà difficile da automatizzare, ma quello che è tecnicamente possibile e anche socialmente accettabile, piccoli robot che distribuiscono pillole ai pazienti nelle corsie degli ospedali esistono già, ma il sorriso dell'infermiera o dell'infermiere, la parola di conforto non è ancora sostituibile. Il problema di realtà come Google, Facebook e Amazon è che sanno tutto di noi, cosa compriamo, dove andiamo, cosa leggiamo e anche cosa pensiamo. Un potere enorme che non è ancora frenato da alcuna forma di regolazione, anche perché fino a questo momento sono stati proprio loro a fare le leggi che li riguardavano. Ecco, professore. Ecco il punto di prima, le leggi le fanno loro. Sì, di fronte allo scenario che in questi 3 passaggi avete magistralmente disegnato, credo che l'antidoto arrivati a questo punto sia una rivoluzione culturale. Cioè deve essere l'uomo che capisce, l'uomo cittadino, il consumatore, più cittadino che consumatore, che capisce che sta diventando un ingranaggio, sta diventando un puro potere d'acquisto, un potere di spesa, sta diventando uno schiavo al servizio del capitale, al servizio delle grandi automazioni, dove l'umanità, la sua dimensione sociale e relazionale sta diventando irrilevante, un ostacolo da rimuovere. Quindi dalla prima parte abbiamo colto quello spunto delle filiere, dei legami nelle quali si conosce il fornitore, si conoscono le persone, per arrivare a quest'ultima parte nella quale se non è quella la strada, allora siamo solo un bancomat che cammina, anzi non serve più il bancomat, basta un riferimento al nostro conto in banca col sistema degli smartphone RFID, per cui il nostro conto in banca è nel cellulare, ci sono già lì le istruzioni di spesa, alla fine ci riduciamo solo a potere di spesa. Ecco, quindi il filone che ci sta portando il mondo Facebook, il mondo Amazon, il mondo Google, dove
tutto il nostro essere è catalogato in un potenziale di spesa, venduto ovviamente, perché noi queste informazioni le regaliamo alle aziende pronte a venderci i loro servizi, noi regaliamo queste informazioni ed è il fatturato dei grandi dell'e-commerce. O noi continuiamo a non renderci conto che stiamo diventando degli schiavi, oppure l'alternativa è quella della presa di coscienza delle che le relazioni sono importanti, conoscere il fornitore, conoscere il lavoratore, le sue condizioni e quindi rifiutarsi di comprare su Amazon, ma non perché è di moda, ma perché ho capito che danneggia il mio paese, perché un domani un posto letto in meno o una scuola che chiude, ho capito che danneggia il mio negozio e quindi lì domani diventerà terra di nessuno, ho capito che danneggia il pianeta. Beh, allora che cosa ci è rimasto? Il potere di scelta. È l'ultima difesa. Vuol dire che abbiamo bisogno di informare le persone. Certo. Allora, perché solo le televisioni, le radio, qualche giornale forse informa, ma i giovani non crescono con questa mentalità, anzi crescono proprio con la mentalità addirittura contraria. loro che sono i più danneggiati, perché in questa vita ci staranno più di noi e quindi saranno più esposti a questo mondo degenere, non hanno in tutto il loro percorso grandi occasioni di fermarsi e osservare. Questo è vero, ma me ne faccio carico anch'io nel nostro mondo universitario. Noi esaltiamo la logistica di Amazon, noi esaltiamo la creazione di valore, il prezzo delle azioni di Amazon. Se voi guardate i prezzi di borsa, tutti perfettamente allineati al marzo del 2020 con la pandemia, passano 2 anni e chi c'è in cima nei rendimenti? C'è il mondo del Nasdaq, c'è il mondo dell'e-commerce. Dal punto di vista della finanza, di quella che si insegna nella nostra università, ma come in qualsiasi università, ma quello è un modello da copiare. Ma chi ha generato così tanta ricchezza durante la pandemia meglio di loro? E via così, cioè c'è tutto un modo di vedere questo come normale, come da copiare, come dire ma come non sei ancora online, ma come non sei ancora in borsa, quindi c'è tutto un modello che questo, c'è tutto un modo di vedere le cose come questo è il modello da seguire, o ti adatti o sparisci. No, sì. C'è anche il rifiuto di questo modello. Ma penso che sia difficile creare un insieme di persone che pensano tutti in questa direzione, perché quando uno vede che c'è un affare da fare va su Amazon e lo compra. Sono d'accordo, io credo che non ci sarà mai a questo punto ci vuole sicuramente una volontà e una consapevolezza da parte dei cittadini e dei commercianti, ma ci vuole anche un'interpretazione da parte del governo, della comunità europea, ma anche della comunità mondiale, perché questa forma di commercio libero senza regole e completamente nella totale deregulation non può continuare, perché poi alla lunga mi manca la fonte del profitto di Amazon, cioè lo stesso acquirente che sarà disoccupato, ha perso il negozio, comprerà su Amazon, ma per quanto tempo se non ha altre risorse? Sì, mi piacerebbe quasi, mentre l'ascoltavo, fantasticare ad un bollino: nuoce gravemente a te stesso, cioè etichettare. E anche a tuo figlio e a tuo nipote. Sì, mettere un bollino. Certo. Franceschi, nuoce gravemente a te e alle future generazioni. Certo. Quindi è una forma di inquinamento che è uguale a quella che sta succedendo per le auto piuttosto che per altre cose. Prego, professor Franceschi. Io direi, dottor Ermanno, che siamo già inguaiati molto, perché avete affrontato un tema, e lo vorrei, forse che è rimasto un po' nascosto, ma vorrei ritirarlo sul servizio, il big data, cioè tutte le migliaia di informazioni che noi stiamo dando a questi sistemi. Ricordiamoci sempre, per dire Amazon, per tornare a uno che è uno dei più grossi fornitori mondiali di server per lo stockaging delle informazioni dei big data, e questo lo aggiungiamo alla posizione dominante sul commercio. Vedete che il rischio veramente sta cominciando a essere molto molto ampio. Cosa è il big data? I big data sono quei dati che costantemente noi raccogliamo, noi
i meccanismi che abbiamo messi e abbiamo legittimato per il commercio, per il controllo, per la sicurezza, per questo e per quell'altro, stanno raccogliendo. Non ultimo ricordiamoci che va di moda adesso tutti avere lo smartwatch che raccoglie i dati personali, ma inteso quelli clinici e sanitari. Siamo venuti fuori da una pandemia, non voglio fare logiche complottistiche eccetera, ma ci siamo resi conto che i dati sanitari personali sono cose che, date in mano a persone di poca moralità e di poco spessore, possono fare grandi danni. Non sto ragionando sul Covid, che ovviamente spero sia una cosa totalmente aleatoria e non creata da qualcuno, perché sennò è da gasarlo o da metterlo alla sedia elettrica. Ok, però rendiamoci conto che i dati sanitari sono cose molto delicate, ma dati sanitari che non vengono gestiti dalle strutture sanitarie dove lì c'è una prevenzione, ma vengono gestiti dai portali, gli Apple Watch, gli smartwatch generali, i dati che raccolgono del cardio, i dati che raccolgono della pressione, i dati che raccolgono, dove finiscono? Dove vengono archiviati? Nessuno lo sa, nessuno te lo dice. Ti dicono sul cellulare, ma non è mica detto, magari vanno in clouding da qualche altra parte. E quindi nella logica dei big data è quella che se tu cerchi salviettine per il naso, per 20 giorni ti si appare su qualunque ricerca, in qualunque formula, dal cellulare a quant'altro, la pubblicità delle salviettine per il naso. Ce ne rendiamo conto che c'è una logica di base che sta diventando dominante. Ma non voglio spoilerare, ma ultimamente ho visto Matrix, no? E nella logica di questo film, alla fine l'uomo è diventato la torcia umana che alimenta le macchine. Ecco, io ho il terrore di questo, perché è una cosa che ci deve far riflettere, perché nelle cose futuribili o futuristiche noi vediamo la realtà di oggi, perché poi noi le abbiamo fantasticate e qualcuno le ha realizzate, ma non sempre portano quello che noi ci aspettavamo. Non sempre automatizzare ha portato il miglioramento della vita, perché automatizzare ha portato, come ha detto Ermanno anche lei, la perdita di posti di lavoro, perché non serve solo automatizzare. Dall'altra parte bisogna vedere come occupi e come collochi le persone. Il discorso che oggi i nostri ragazzi, noi li intervistiamo, gli andiamo a chiedere per esempio cosa farai da grande, o ti dice che fa il TikToker, o che ti dice che ti fa lo YouTuber, o ti dice che lavora nei contenuti, nelle piattaforme multimediali. Mi viene depressione e ansia quando sento i ragazzi giovani che mi dicono così, non perché non siano lavori, perché poi vediamo che Ferragni e quant'altro ci guadagnano miliardi, ma perché è il decadimento totale dell'essere umano. Bisogna ritornare col downgrade alla manualità, alla gestione con le mani delle cose, non solo con le macchine. Le macchine sono di conforto e di aiuto, ma sicuramente non sono sostitutive dell'intelletto, del genio umano. Ed è questo, e lo dico al professore che insegna all'università, basta test con i sistemi automatizzati, cominciate a fare i test con le mani, che usino le mani, la penna per scrivere. Io quando andavo a scuola scrivevo le mie risposte con le mani. Insegnate ai ragazzi la manualità, lì non c'è scappo. Apprezzeranno, perché quando poi dovranno approcciarsi a sistemi automatizzati, la manualità sarà di molto apprezzata, perché capiranno che le macchine sono strumenti, non sono il fine, sono mezzi. E purtroppo invece stanno diventando sempre più il fine di quello che uno fa. Uno lavora per comprarsi l'iPhone, guarda che stupidità enorme. Uno lavora per diventare uno studia per diventare un TikToker, cioè mi viene la depressione ai massimi livelli. E soprattutto lo sfruttamento dei dati deve essere regolamentato. Non ci sono leggi internazionali su questo, ci sono leggi sulla mafia, ci sono leggi ovviamente sulla tratta dei minori, su altre cose, ma sullo sfruttamento dei dati non c'è un filo di nulla. Anzi, permettiamo a soggetti che anche questi sono dominanti di piazzare in tutto attorno al nostro satellite, tutto attorno al nostro pianeta, dei satelliti per governare le macchine. Allora Elon Musk, io voglio fare anche là una posizione dominante, perché questo signore ha in mano una rete di satelliti che può gestire le comunicazioni e l'utilizzo dei mezzi nel territorio mondiale. Ne vogliamo parlare? Che è in mano a questo personaggio? Cioè, certo. Voglio dire, io non sono mica in disaccordo, però ci saranno delle regole da dover dirgli: guarda, tu arrivi da qua fino a qua.
Ecco, io vorrei prendere spunto da quello che ha detto, perché i dittatori oggi non sono quelli di una volta. I dittatori di oggi sono questi e hanno in mano un potere enorme solo perché non ci sono regole e sono necessarie queste regole. Cioè bisogna che ci sia un accordo a livello internazionale e mondiale, ma prima di tutto europeo, che certe cose non si possono fare. E se si fanno ci devono essere delle punizioni precise, devono esserci delle ammende, perché e non devo ricorrere costantemente ai tribunali, perché il tribunale può solo applicare le leggi che ci sono. Ma se non ci sono queste leggi e diventa una questione etica, cioè morale, il tribunale non può decidere nulla, non esiste, quindi non ti giudico, quindi puoi continuare a truffare gli altri, perché di fatto è una truffa. Non mi sto dicendo una truffa appellandomi a una regola o a una legge internazionale, non c'è, però se tu mi ammazzi, allora vuol dire che tu sei il colpevole. E bisogna che la politica crei il substrato per poter costruire una legislazione internazionale per cui uno deve sempre comunque rispondere in qualsiasi posto. Lui commerci, prego. Posso farle io una domanda a lei, spassionata? Ritiene che in questo momento a livello nazionale, mondiale, ci siano politici che abbiano lo spessore mentale di poter fare queste regole? No. Perché io anche su questo sono abbastanza molto titubante. Guardi, se posso dire una cosa un po' esagerata, forse chi si è costruito delle regole, accettabili o no, è la Cina. La Cina ancora riesce forse nel suo criterio politico a gestire le cose in una certa maniera, non apprezzabile chiaramente, però mi sembra che lo stia facendo. Quello che non succede è il caos del resto del mondo, che invece dovrebbe prendere le misure. Allora, io credo che noi abbiamo raggiunto l'apice di quello che è il sistema fordista, cioè il signor Ford ha detto pago di più agli operai perché possano a loro volta comprare, e se loro comprano mi restituiscono i soldi, io guadagno di più. Perché non posso vendere solo ai ricchi? Perché sono pochi. Invece se io ho un prodotto che può essere comprato da tutti, costruì la famosa modello T, no? Quella di Nonna Papera, e che costava pochi dollari, e quindi anche il suo operaio alla fine magari con un po' di fatica riusciva a portarla a casa, ma aveva creato un mercato. Ecco, ma un mercato che si alimentava, cioè l'operaio guadagnava sempre di più e poteva arricchirsi, e quindi questo ha escluso una serie di guerre dopo la seconda guerra mondiale. Perché? Perché il cittadino diventa un potenziale economico, e se io ammazzo quel cittadino ho ammazzato un potenziale economico e quindi mi faccio il danno. Questa è la nuova filosofia. Poi parliamo di democrazia così piuttosto che colà, ma sta di fatto che io ho vantaggio nel non fare le guerre. Salvo che non siano paesi dove purtroppo Allah gli avessi sopra un pozzo di petrolio, e questi sono destinati, lo stiamo vedendo, ad essere sacrificati, perché questi sono potenzialmente troppo ricchi e quindi fanno mercato al contrario. Questo sistema fordista è finito, ed è finito con questa esagerazione. Cioè, io ho un potenziale, posso portare a casa, accumulare tanto denaro, ma il denaro vale nella misura in cui gira. Se il denaro viene accumulato solo in un luogo, perde di valore e diventa un valore fittizio. Allora, professore, mi può aiutare in questo senso? Ottimo spunto, grazie ancora. Il modello fordista basava il potere d'acquisto sul lavoro. Cioè, sulla retribuzione. Sulla retribuzione, esatto. Quindi dare un potere d'acquisto. Quel modello lì oggi, lei dice che ha raggiunto il suo apice, in realtà è ai minimi, perché è stato surrogato, più che surrogato, soppiantato proprio dal modello del debito.
Cioè al giorno d'oggi il potere d'acquisto che non c'è più dal mercato del lavoro, dal reddito, è stato sostituito dall'indebitamento. Negli Stati Uniti personale in maniera drammatica, ma gli stessi studenti, uno studente che già entra all'università è già indebitato per i prossimi 20 anni della sua vita, sempre che tutto vada nel percorso auspicato. Per dire che cosa? Che già il potere d'acquisto, non essendo più dato dal reddito dal lavoro, viene surrogato con l'indebitamento. Quindi ti do un prestito e ti compri la casa, ti do un prestito, ti fai il viaggio, è tutto un prestito. E tu lavori per me. Ma tu diventi uno schiavo, tu diventi uno schiavo, perché in realtà quel debito non lo ripagherai mai, ma comunque perché il potere d'acquisto non c'è più. Lui ha un posto di lavoro, con Amazon lo perde anche, quindi gli rimane solo il debito, ma non ha le entrate, giusto? Sì, è questo il fatto, cioè, bisogna metterlo tutto a fuoco nei vari tasselli. Ancora una volta, chi è sconfitto in tutta questa vicenda è la dimensione del lavoro. Il nostro articolo 1, il fondamento della nostra Repubblica è il lavoro come fonte di dignità, è il lavoro come fonte di inclusione sociale. Una volta in cui abbiamo mercificato il lavoro perché è diventato un ingranaggio per rendere profittevole il prodotto in Italia piuttosto che il prodotto in Germania, o il nostro, tornando ad Amazon, il lavoratore che deve fare 24 ore su 24 senza mai fermarsi, citava l'esempio sicuramente aneddotico di non poter neanche andare in bagno o quant'altro. Cosa vuol dire? Vuol dire che il lavoro non è più fonte di dignità, il lavoro non è più inclusione sociale, è crollata la nostra società come è sempre stata dalla Repubblica in poi. Questo è il cuore della questione oggi, cioè vogliamo che il lavoro sia ancora fonte di dignità e di inclusione sociale e di reddito per delle scelte consapevoli su cosa comprare o meno, o vogliamo che in realtà è il capitale, i grandi capitali che ci dicono che cosa dobbiamo comprare, dove dobbiamo andare, che tutto noi abbiamo venduto al servizio del capitale, ottimi gli spunti anche dei nostri dati più privati. Guardate che Google non esisterebbe se nelle nostre ricerche non ci fosse un archivio delle nostre ricerche. Cioè se voi due mettete oggi in ricerca ristorante Padova, a lei magari verrà il sushi e a lui viene fuori la pizzeria. Perché? Perché Google sa che a lei piace il sushi e a Tullio piace la pizza. Non è più neutro internet. Quando io ho iniziato a fare le ricerche su Navigator, lì c'erano i primi browser, quello che aveva il simbolo Netscape, sì. Lì era neutro perché Netscape andava a cercare le pizzerie o tutto ciò che c'era a Padova e dopo tu sceglievi. A quei tempi era neutro internet, le ricerche fornivano a tutti lo stesso risultato. Oggi, per dare una concretezza a quel fatto che noi abbiamo venduto noi stessi, venduto le nostre informazioni, venduto chi siamo ai grandi dell'e-commerce e quindi sia la ricerca su Google, ma non diversamente i nostri amici o cosa scriviamo su Facebook, non diversamente che film guardiamo su Amazon Prime o cosa abbiamo appena comprato o non comprato, perché anche il non comprato lascia traccia. Ecco, tutto il nostro essere è stato regalato all'e-commerce, che ce lo restituisce in che cosa noi dovremo comprare, perché quando noi dovremo andare a cercare o su Google o su Amazon dei prodotti è il capitale, è Amazon che ci suggerisce i prodotti. Il risultato è che non siamo neanche più liberi di scegliere, perché l'ampiezza della scelta è già stata scremata, individuata dal capitale. Insomma, la conclusione, secondo me, della questione Amazon è una questione di libertà, è una questione di dignità, e quindi questa è la battaglia in gioco: libertà individuali e dignità del lavoro. O si sconfigge o si muore, ma in realtà si muore tutti i giorni, perché non c'è più una dignità di un lavoratore che non ha neanche il tempo per tornare a casa a abbracciare la propria figlia, perché deve correre alla prossima consegna. E questa è la vera questione, è una questione di dignità del lavoro e di libertà di scelte. In questo modello, chiamiamolo Amazon, ma è di tutto l'e-commerce, l'alternativa è un'alternativa di privazione della libertà, è una privazione della dignità e quindi di schiavitù.
Perfetto l'esempio di Matrix, che peraltro apro la seconda parte delle mie lezioni quando dico ok, adesso vi ho insegnato le cose che in qualsiasi libro di finanza troverete in tutto il mondo, adesso vi racconto come stanno le cose, pillola rossa o pillola blu. No, capito. Bene. Professore, Franceschi, prego. Una cosa, mano sì, al professore? certo, prosegua. Allora, io volevo capire, no? Perché lei è uno studioso e quindi sicuramente insegna anche ai suoi allievi determinate cose in base a quelle che sono i testi che vengono presi di riferimento. Io però, che anch'io qualcosina mi leggo, eccetera, e valuto, vorrei che fosse chiaro, ma questo non lo trovo mai spiegato bene, se il capitale, il denaro, è un mezzo o è un fine. Perché noi abbiamo fatto sorgere il denaro per uno strumento di misurazione. In questo momento, in questa nostra civiltà oggi, il capitale, il denaro, non è più diventato uno strumento di misurazione, è diventato il fine di quello che noi facciamo. Sì. E questo è gravissimo e non lo si dice ai ragazzi, questo è il problema. Non lo si dice né lo si insegna, uno strumento di misurazione che è diventato un valore, un principio, è una cosa devastante. L'aveva già scritto Rudolf Steiner a suo tempo, quando introdusse la sua banca privata, la GLS Bank, proprio mutuando proprio l'esempio che lei ha fatto, ma è un mezzo o un fine? E si domandava, ma noi sto parlando di inflazione, no? Gli Stati Uniti al 7%, noi al 3,6%, e quindi ci diciamo lo stesso bene costa di più. Ma che dire del bene? Cioè, magari vale di più o vale di meno, non ci interessa, l'importante è il prezzo, è il denaro. Cioè è come se è più importante la dimensione monetaria, il bene adesso costa 1,20 euro e nulla diciamo se quel bene lì vale di più o di meno. Cioè è diventato irrilevante il bene, proprio in questa logica conta tutto il denaro. Bisogna finalizzare ai prezzi, all'accumulazione, all'aumento del prezzo delle azioni, lo spread, è tutto diventato un fine di denaro, ma non ci domandiamo mai invece quali erano i valori di scambio a monte, che cosa potevi comprare col denaro. Sì, è veramente culturale la questione, qualche spunto però lo semino, Vado fuori dal seminato per rimanere nella metafora, perché anche le università hanno i loro syllabus, i libri di testo, c'è poca libertà di insegnamento, però qualche spazio lo si prende. Io credo che se sia mezzo o sia fine dipende da chi ha il denaro. Allora, è un mezzo per l'operaio. Prendo un esempio come ho il professionista. Per una multinazionale è un fine il denaro. Certo. Perché se uno non riesce a accumularlo, metterlo via e al massimo può comprarsi la casa piuttosto che la macchina, quindi le soddisfazioni della vita, ma poi non riesce a tesaurizzare questo denaro in quantità così enorme come sta facendo Amazon, allora Amazon ha un fine. E quel denaro che accumulerà gli consentirà di fare cose che mai prima aveva pensato di poter fare, perché la quantità di denaro, il denaro è energia, non è, sì, noi lo chiamiamo valore, ma mi dà un potenziale energetico per cui oggi queste multinazionali stanno pensando di mandare in orbita dei satelliti e poter fare anche dei viaggi turistici oltre l'atmosfera. Cosa vuol dire? Vuol dire che perché non lo fanno adesso? Perché non hanno denaro sufficiente. Quando ne avranno abbastanza, allora potranno essere la concorrenza anche degli stati, come è stato dagli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che si sono impegnati enormemente in questo fenomeno, ma loro lo sfrutteranno perché hanno più denari, rischiano di avere più denari degli stati stessi in cui lavorano e hanno la sede. Bene. Io vi ringrazio per il contributo, spero che i nostri telespettatori ci abbiano seguito, abbiano capito il problema e il momento storico in cui avviene questa sorta di guerra. Le guerre, se non sono guerre di scacchiere che riguardano le fonti energetiche, oggi le guerre si fanno per questo, una volta si faceva l'economia di guerra, oggi invece si fa un'economia energetica e si fanno le guerre per questo motivo e si usano le armi, vediamo
Ucraina e cose di questo genere, però le guerre oggi si fanno con l'economia, si fanno come sta facendo Amazon, e il fatto che non ci siano delle regole che criminalizzano questo comportamento non vuol dire che non possano essere fatte in futuro e rimettere il contatore, diciamo, a zero e ripartire in un'economia più democratica, perché non basta soltanto il sistema democratico politico, c'è anche il fattore economico che influisce notevolmente in questo senso. Grazie. Certo, grazie ai nostri ospiti, al professor Alberto Lanzavecchia e ad Alberto De Franceschi per essere stati con noi. C'è da dire forse che il contrasto a questo predominio, a questo dominio, diciamo, economico può nascere anche da dei piccoli gesti, che può essere quello magari di privilegiare il negozio di vicinato dove andare a fare la spesa piuttosto che appunto ordinarlo tramite questi portali. Quindi non ci si può poi lamentare che i negozi chiudono se poi chi ci abita vicino non li frequenta, chiaramente, e questo è un aspetto molto banale. Invece, per aggiungere una cosa a quelle che è già stato detto sui big data, e lo abbiamo detto in questi studi ormai qualche mese fa, proprio interrogandosi su quello che è l'effetto dell'intelligenza artificiale, le potenzialità che sono. Ecco, la rete, questi grandi centri raccolta dei dati sono in grado di anticipare anche a una persona, o riescono a capire prima a una donna, ad esempio, se è incinta, perché una donna ancora prima di fare il test di gravidanza ha un comportamento negli acquisti dei prodotti che è ben determinato, e quindi riescono a capire prima ancora che venga rilevata, diciamo, tra virgolette, lo stato di gravidanza da quelli che sono i consumi che uno fa. Ecco, questo per dare l'idea del potere che hanno questi sistemi. Quindi una tecnologia che ci sembra, tra l'altro, che ci renda più liberi, però invece di fatto poi alla fine, come giustamente è stato detto, ci rende degli schiavi o comunque degli individui assolutamente controllabili e prevedibili. Bene, adesso prima di salutarci ricordo come sempre ai nostri telespettatori che noi accompagniamo alcune persone che sono state presenti ormai in questi mesi sui nostri teleschermi, e inizierei dal giovane Patrick Zaki, lo studente egiziano che ormai sapete appunto ha passato 22 mesi di carcerazione preventiva. Si è in attesa dell'ultima, speriamo l'ultimo appuntamento in tribunale, che è stato posticipato, l'udienza è stata posticipata in aprile, quindi resta ancora in uno stato, diciamo, tra virgolette, di vincolo, non può lasciare l'Egitto. Chiaramente lui vorrebbe anche venire in Italia, lo ha più volte ribadito. Ecco, la sua è una condizione che è condivisa da tanti altri giovani e diciamo così persone che contestano, diciamo, si oppongono al regime egiziano. Ecco, per Patrick Zaki, ma anche per le altre persone che sono private dei diritti umani, chiediamo appunto la possibilità di essere liberati. Invece, per quanto riguarda Aung San Suu Kyi, la leader birmana, è passato un anno dal colpo di Stato e per lei continuano i capi di accusa. Per lei c'è una nuova accusa di corruzione. Ecco, questo è, come dire, il risultato ad un anno dal colpo di Stato in Birmania. San Suu Kyi, ricordiamo, premio Nobel per la pace nel 1991, e anche per lei e per la Birmania si chiede appunto la possibilità di una situazione, che la situazione possa cambiare. Julian Assange, infine, il giornalista australiano, ecco, le novità per lui ancora in attesa della sentenza della Corte inglese, dove ha presentato ricorso per opporsi all'estradizione negli Stati Uniti. C'è da dire che la settimana scorsa l'Assemblea nazionale francese ha votato contro una risoluzione che chiedeva al governo di concedergli l'asilo politico. Ecco, è stata rigettata. Ricordiamo che Assange
è perseguitato ormai politicamente per aver denunciato alla fine dei crimini contro l'umanità. È stato limitato nel suo compito, tra virgolette, di informazione, quindi il diritto di informazione di tutti noi, di conoscere quello che avviene. Se dovesse essere estradato negli Stati Uniti rischia fino a 175 anni di carcere. Ecco, anche per lui si chiede appunto che ci sia una soluzione che possa tornare libero. Bene, ci fermiamo qui. Grazie ancora agli ospiti che sono stati con noi, telespettatori, vi auguro una buona notte e ci ritroviamo venerdì prossimo.